Questo è un servizio offerto dal Santone di Avella. Il maestro Cleo. Oroscopo della settimana. Dal 27 giugno al 3 luglio. Ariete. Cari Ariete. Il cancro con la sua introversione. La sua sensibilità acuta è un segno con cui voi così estroversi non vi trovate granché a vostro agio. Ma avrete più avanti per pensarci. Perché in questo momento siete talmente spinti in avanti da Marte, Mercurio, Venere e, per la prima decade, anche Giove, che davvero non avete paura di nulla. In questa prima parte d'estate per voi tutto può davvero succedere. Siete davvero i grandi conquistatori dello zodiaco. Che si tratti di allori o di cuori siete inarrestabili. Toro, cari Toro. L'arrivo del Sole in Cancro per voi è davvero una bella notizia. Negli ultimi giorni vi siete sentiti un po' spaesati. Come se tutti intorno a voi sapessero che cosa fare. Dove andare. Corressero da una parte all'altra. Mentre voi ancora non eravate ancora usciti di casa. Temporeggiare è una cosa che vi fa sentire sicuri e non è detto che fatto in questo periodo sia stato sbagliato. Anzi. Però, ora che avete ben riflettuto è ora di agire. Nelle settimane le stelle vogliono vedervi sempre più attivi. In questa estate non avrete molte altre pause di riflessione. Quindi fatevene una ragione e rimboccatevi le maniche. Gemelli. Cari Gemelli. Anche se l'oroscopo della settimana dal 27 giugno al 3 luglio annuncia che il Sole vi saluta. Per ancora qualche giorno non risentirete affatto di questa novità. Siete così impegnati, carichi di buona energia, dinamici, affascinanti che rimarrete ancora al centro dell'attenzione di chiunque sia così fortunato da voi incrociare la strada in questo periodo di grazia. Davvero un momento che vi ripaga, con gli interessi, di mesi che vi hanno messo particolarmente sotto esame. Ad oggi, questo faticoso stress test sembra superato nel più brillante dei modi e anche questa settimana continuate a inseguire e raggiungere i vostri obiettivi. Nessuno può fermarvi. Cancro. Buon compleanno Cancro. La stagione, calda, accogliente e morbida è iniziata. Ma voi ancora non vi sentite al centro della vostra festa. Sì. È sempre Marte a farvi venire le paturnie e a rendervi nervosi e, a dir la verità, molto più lamentosi del necessario. Un vostro momento. Perché l'abbraccio è proprio il vostro momento dell'anno e l'oro si alzapo della prossima settimana dice che si deve alzare a sentire questa prossima settimana avvolgente del Sole. Che come in un abbraccio vi farà alzare lo sulle belle possibilità che si preparano per voi in questa estate 2022 appena iniziato. Leone, cari Leone. Non c'è che dire. L'estate è la vostra stagione e quest'anno, astrologicamente parlando, è iniziato anche in anticipo, visto che le stelle si sono messe a tifare per voi già da qualche settimana. Adorate ammiratori, fan e gruppi, quindi siete coscientissimi di questo sostegno celeste. E ciò non fa che alimentare la vostra fiducia e sì, dai, anche il vostro ego. La stagione dei vostri successi è appena cominciata. Non c'è molto altro da dire. Se non, beati voi. Vergine, cari Vergine, siamo felici di dare anche a voi una buona notizia. Nell'ultimo periodo siete stati insofferenti e tendenti alla demotivazione. E non senza ragione. Ora, qualche nuvola finalmente si dirada. Ma non tutti i nodi vengono ancora al pettine. Il problema in questo momento è la confusione. Fate fatica a ragionare con lucidità. Forse perché negli ultimi mesi vi siete sovraccaricati di impegni e responsabilità. Anche non vostre. Ora state pagando il conto della vostra generosità. Ma l'estate è fatta apposta per fermarsi. Fare mente locale e sì. Anche riposarsi. Per poi ripartire.
E questa è la buona notizia. Bilancia. Beh, bilancia. Che dobbiamo dire? Come sempre dobbiamo essere diretti e quindi non possiamo non sottolineare che l'oroscopo della settimana dal 27 giugno al 3 luglio vi vede nervosi, insofferenti, pronti a scoppiare in rimproveri e recriminazioni con i poveri malcapitati che vi stanno intorno e vi sopportano in questi giorni in cui avete i nervi a fior di pelle. Non sembrate neanche voi. Il vostro proverbiale aplomb si è sciolto all'aumentare delle temperature. E la creatura elegante e gentile che in genere avete lasciato spazio a una belva furiosa. Ecco. No. Fermatevi. Per fortuna è tenuta. Concedetevi anche solo mezza giornata di relax. All'aperto. Magari da soli. Riprendete fiato e anche il contatto con le vostre emozioni e con la realtà che vi circonda. Possibile che sia proprio tutto nero? La risposta è no. E se vi fermate a ragionarci un attimo ve ne accorgerete anche voi. Scorpione, cari Scorpione. Che bello questo sole in Cancro per voi. E, un passaggio che vi l'immaginazione. Trasforma il vostro istinto e la sensibilità in vostra creatività e vi spinge ad intraprendere nuove iniziative. Usate il tempo libero per coltivare nuove idee e, magari, anche per fare progetti più concreti partendo da visioni e suggestioni. E intanto divertitevi così. Non è escluso che più avanti i pensieri strani che avete fatto a inizio estate non diventino qualcosa di più concreto. Sagittario, cari Sagittario. L'oroscopo che ci porta a luglio nota un po' di confusione nell'aria e anche nella vostra testa. Che succede? Troppi impegni? Troppe responsabilità? Troppi pensieri? E, anche per voi. Per recuperare un po' di energie e soprattutto di lucidità mentali, consigliatissimi, anche piccoli, break, che però vi facciano staccare da tutto. Mini fuga nel weekend o qualche giorno di ferie anticipate potrebbero essere le medicine migliori per uscire da questa impasse. Capricorno, beh Capricorno. L'oroscopo della settimana dal 27 giugno al 3 luglio vi porta in regalo questo bel sole finalmente che riscalderà innanzitutto il vostro cuore e poi vi riporterà addosso un po' di energie. Sì. Perché il fil rouge degli ultimi tempi per voi è stata la fiacca. Il caldo lo soffriamo tutti. Ma voi siete diventati anche lamentosi ed esageratamente irritabili. A luglio. Per vostra fortuna e di chi vi sta accanto, sarà tutta un'altra storia. Acquario, cari Acquario. Continua il vostro momento nel segno del movimento e del dinamismo. Più vi muoverete, più andrete incontro a nuove possibilità sia sul piano del lavoro, che dei sentimenti, che in generale, delle relazioni, anche quelle utili al fine di crescita personale e materiale. È tutto un turbinio di impegni e appuntamenti. Ma va bene così. Manca poco e anche voi potrete poi rilassarvi sotto l'ombrellone. Ma per ora c'è da muoversi. Pesci, cari pesci. L'oroscopo della prossima settimana apre per voi un periodo che sarà di grandi novità. Nonostante l'estate che avanza, per voi non è proprio il momento di andare in vacanza. Anzi. Qui il focus è proprio su nuove opportunità lavorative e professionali. È in questo campo che già nei prossimi giorni comincia a muoversi qualcosa che diverrà sempre più grande e interessante. Voi non dovete che farvi trovare opportunamente aperti a proposte che potrebbero comprendere dei cambiamenti, anche sostanziali per voi. Non abbiate paura e non chiudetevi subito. Perché in questo caso vale la pena valutare con attenzione prima di decidere.